sono nata in un mercato e dopo sapete che è giunta la guerra e noi abbiamo una casa su Erta e su Erta c'è sotto a Tigime, vedete? Che c'era più guerra che poteva esistere. E qua su, per 3 anni siamo stati qua su. E ho un fratello, ha 14 anni, faceva che eravamo 8. Infalendo, l'Allemand, passato all'Allemand, da restano, e un mio cugino che era 20 anni ha cosa di scappare, ha campato. Mio fratello a 14 anni dove andava, hanno tombato. E per l'annata che da noi quando al mercato c'erano battesimi, c'era comunione, allora avevamo una sala, questa era una sala di pescatori e mio babbo era presidente di tutti da Corsica. E così mangiamo, abbiamo corpi di fiadò, allora fiadò, e corpi di panucci, ma voilà le più belle cose. Ci tenevano strinti. Di volte mi domando come mi sono maritata. Quando andavo al cinema, che sortia dal cinema, la mia mamma mezzanotte era a finestra e diceva a mio marito, oh, non entra mica in portone, E io dice, ma la si scondate che me la mangio mica questa figura. Ma guardate, c'erano le giornate. Ah, non la conosco più, cosa vuoi che vi dica? Ho 87 anni, ma metti mi andare anch'io. Ma io spero che i miei figlini, i marcifiolini saranno, cosa vuoi che vi dica qui? Così mi inonda. Ma io gli dico, tutto che vuol dire che siano bravi, seri e lavoratori. Voilà, cosa gli dico.